Mercoledì 13 maggio, in un'affollata conferenza stampa, è stata presentata la manifestazione organizzata da numerose associazioni padovane in risposta all'ennesima provocazione xenofoba del sindaco Bitonci. Io sono brasiliano e se non fosse stata per l'emigrazione veneta nel XX io non esisterei, non sarei nato. Quindi è una lezione che ho imparato anche dalla mia propria storia, che è quella di integrarsi, di promuovere uno scambio culturale e cercare di far capire a tutti che piuttosto che essere un problema le differenze culturali sono un arricchimento a tutti quanti e poterle esprimere è importantissimo. C'è un'altra città che però può costruire un'immagine diversa di Padova. Tra i vari interventi, Don Albino Bizzotto ha spiegato e motivato la sua decisione di iniziare uno sciopero della fame ad oltranza. Invece quello che a me interessa in questo momento sono due cose che sono per me le due facce della stessa medaglia. Da una parte chi viene messo in crisi e che è considerato in qualche modo il responsabile delle difficoltà, dell'insicurezza e dei problemi nostri sono i più poveri. A livello globale, a livello cittadino, le categorie più precarie, quelle che sembrano, quelle che creano un disagio per Padova. Fresca anche stamattina un attacco per un appartamento che il comune ha dato tramite Beati Custodi di Pace a una famiglia a Sinti. Dall'altro versante però c'è un aspetto che vorrei mettere ancora più in evidenza anche con il digiuno. Il pianeta Terra non ha più la possibilità di continuare con questo andazzo, con questo modo di procedere. La Terra non è un mezzo, è un fine dell'attività umana. Se viene a mancare la Terra possiamo discutere di guerre, di profughi, ma non ne va della vita. E allora io faccio un invito, poi vi lascio anche il messaggio, faccio un invito perché il digiuno ha due aspetti importanti. Il primo, ci mette nella condizione delle persone che nel quotidiano non riescono a soddisfare nemmeno i bisogni primari. Mangiare è un bisogno primario e chi lo fa il digiuno sa che cosa vuol dire praticamente. La seconda cosa è il digiuno mi mette in una posizione estremamente debole, mi mette in una posizione per cui io ho un bisogno estremo degli altri e allora questa diventa una grande implorazione a tutti. Io senza gli altri non posso far niente. Io senza una condivisione, senza un impegno concreto su cose necessarie per tutti, non per me soltanto, che sono proprio l'accoglienza delle persone, il riconoscimento delle persone, anche dei più poveri, e sono il prendere seriamente il problema della terra, su queste due necessità per tutti, io inviterei anche quelli che pongono i lupini in piazza. Non è una manifestazione contro, è una manifestazione dove l'essere insieme ci mette davanti alla realtà, di fronte alle difficoltà e ai conflitti. Noi abbiamo tanti strumenti, abbiamo le armi, abbiamo l'economia, abbiamo la finanza, abbiamo un sacco di cose, ma io di fronte ai conflitti non ho altro che la mia umanità per risolvere qualche cosa a livello di persone. E allora se abbiamo soltanto l'umanità per risolvere i problemi, dobbiamo metterla in circolo e abbiamo bisogno dell'umanità di tutti quanti. Più che una manifestazione contro l'altra città, io la vedo come una manifestazione, come una costruzione di una città altra, dove tutti quanti noi altri siamo chiamati a dare due risposte, una che riguarda il rapporto con le persone che sono messe peggio di noi, dove l'accoglienza non è una parola ma è un dato di fatto e dove allora i diritti delle persone prevalgono sui nostri interessi di parte, direi. E allora su questo la necessità che in tutte le situazioni, anche quelle più conflittuali, noi non abbiamo altro che la nostra umanità per rispondere. Se non rispondiamo con umanità, rispondiamo con la violenza, altre cose, con rifiuto, perdiamo tutti, noi per primi. La seconda cosa che voglio sottolineare, per questo faccio il digiuno assieme, è che quasi nessuno oggi prende sul serio il fatto che la terra non ce la fa più, sul serio, siamo in metastasi e allora programmi politici, interventi, programmi a brevissimo termine, o ci mettiamo a mettere noi a servizio della terra, o la terra ha un'ora X dalla quale non può tornare indietro. Quindi metto insieme
una manifestazione ma anche un percorso dove ci rivolgiamo all'umanità di tutte le persone, anche di quelli che accendono i lumini. La velocità e la profondità, la radicalità di queste scelte deve essere immediata, sia riguardo alle opere pubbliche, sia alle grandi opere, sia riguardo al consumo di suolo e sia riguardo allo sfruttamento delle risorse. Se la terra non viene rispettata e non passa da mezzo che abbiamo a nostra disposizione a finalità della nostra attività umana e di trasformazione, produttiva e di trasformazione, io credo che siamo noi ad affossarci con le nostre mani. E la terra non ha partiti, non ha neanche popoli, la terra ha vita e basta. Quelli che sfileranno contro i profughi dicono aiutiamoli a casa loro, è un concetto praticabile. Ma è un ritornello, non un concetto. Se noi andiamo a vedere nella pratica quali sono i progetti e i fondi messi a disposizione dall'Italia per quanto riguarda casa loro, credo che sarebbe da vergognarci o da prendere paura, perché dallo 0,8 siamo arrivati a 0. Allora credo che non serva fare slogan, ma che affrontiamo nella concretezza le cose. È chiaro che la storia non è quella che ci piace, che non si svolge secondo i ritmi che vogliamo, è chiaro che la crisi dobbiamo affrontarla con l'umanità, anche se è una crisi enorme, ma io non ho altro che l'umanità da mettere in campo. Cosa ci metto in campo? L'egoismo, gli interessi, il rifiuto delle persone, l'uccisione di bambini in mare, no?